Ok, bene, amici sportivi e in particolare tifosissimi del Matera Calcio, buona serata, seconda puntata, questo mercoledì 16 luglio 2014, la trasmissione scusate, del Radio Tifo speciale calcio mercato qui dal Matera Club Saverio Columella. Come di consueto in studio Roberto Chito, tuttomatera.com e Michele Cinnella alla mia sinistra. Bene, allora, quindi ci sono dei movimenti in corso, quest'oggi ci sono stati molti movimenti e quindi do subito la parola a Roberto per quanto riguarda il Matera. Per tutta la gioia dei tifosi materani, oggi finalmente il patron Saverio Columella è tornato a parlare, l'ha fatto a modo suo, ufficializzando un giocatore, il portiere Paolo Baiocco, arriva dalla Nocedina dove si è svincolato il 31 di giugno, un portiere giovane dell'89 ma molto esperto, visto che ha disputato due campionati di C1, due campionati di C2 e un campionato di Serie B. Nel suo curriculum guardiamo una C1 con Siracusa e Benevento, una Serie B con la Regina, in C2 ha vestito le maglie di Cisco Roma e Cisco Roma e poi in Serie D con il Gaeta. Un colpo che si attendeva da diverso tempo, visto che per la porta biancazzurra erano in concorrenza il giovane portiere Jacobucci del Latina, che ora è destinato alla Cremonese o alla Salernitana, è proprio Paolo Baiocco, notizia di una settimana fa. Oggi Columella ha chiuso per questo promettente portiere che con Bifulco formerà un'ottima coppia di estremi difensori. In prova per la società biancazzurra c'è anche un giovane portiere, un under che non conosciamo il nome in quanto la lista dei convocati non è stata ancora ufficializzata, però è un colpo importante per la categoria. Il Matera si muove, il patron Saverio Columella sta muovendosi al lato dell'Executive di Milano, quindi più avanti nella trasmissione parleremo di altro. Bene. Grazie Roberto, adesso passo la parola a Michele Cinnella per quanto riguarda la lista dei convocati che sono partiti quest'oggi in ritiro e quindi finalmente si è partiti in ritiro. Oggi verso mezzogiorno si sono incontrati tutti nella sede del ritiro i giocatori convocati, che sono 6 giocatori: Bifulco e Baiocco, i portieri, difensori Daiello e De Franco, centrocampisti Iannini, attaccanti Turchetta e Pagliarini. Poi ci sono altri 9 giocatori in prova che il presidente non ci ha fornito la lista dei nomi. Poi c'è anche un ragazzo, un Daniele Conti, centrocampista sempre in prova, mentre lo staff tecnico è formato dall'allenatore Auteri, allenatore in secondo Cassia e preparatore atletico Di Mauro. Poi nell'arco di questi giorni vedremo come si evolverà la situazione, perché siccome il mercato è in fermento non ha ancora ufficializzato altri nomi. Bene Michele, allora Roberto, quindi io volevo far sentire a tutti i tifosi del Matera quindi il punto per quanto riguarda proprio il mercato in sé per sé, oltre alla lista dei convocati che diceva appunto, quindi però so che ci sono ancora, emergono ancora tante altre situazioni che stanno in stand by e quindi penso, anche perché so che adesso i calciatori, almeno come mia esperienza, trattano sempre nel tirare molto, quindi però poi gli ultimi giorni che mancano verso fine luglio, inizio di agosto, quindi le pretese diminuiscono e quindi pur di trovare casa si accontentano insomma, di certe cifre, perché dobbiamo dirlo a tutti, insomma, determinati giocatori insomma, vogliono degli ingaggi abbastanza onerosi e in Lega Pro se un calciatore prende 50.000 alla società ne costa 100.000, quindi e quindi allora, se vuoi fare il punto del mercato del
Matera. Sì, infatti, perché come dicevi tu, Mimmo ora si è ridotta a una categoria, ci sono 20 squadre in meno, quindi la possibilità di rimanere a casa per i giocatori è abbastanza elevata. Però il Matera in questi giorni sta cercando contratti annuali, sta facendo un discorso molto approfondito per i contratti pluriennali, per i contratti di 2 anni, cercando di valutare veramente queste operazioni, perché siamo in Lega Pro. Come primo anno le trattative sono molto complicate, alcune possono essere molto rischiose, però il Matera si sta muovendo. Io con Saverio Columello ho parlato poche ore fa, mi ha rilasciato anche un'intervista in cui dice che sta chiudendo al lato Hotel Executive di Milano, dove è partito questa mattina, molte trattative, sta per chiudere con 2 centrocampisti e 2 difensori e sta trattando anche una punta. È proprio la punta che tiene in maggior apnea i tifosi biancazzurri, tutti quanti vogliono scoprire qual è il nome di questo attaccante, il famoso numero 9 che indosserà la maglia biancazzurra la prossima stagione, ormai sfumato Evaco, che è andato al Novara. Il Matera sta cercando di trovare un numero 9 di categoria. L'ultimo nome che Radio Tifo ci ha fornito riguarda il bomber quest'anno alzanese Ripa, però c'è da vincere una concorrenza con la Juve Stabia che ha il giocatore in pugno, però ancora non c'è questa ufficialità. Nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Giuseppe Cadania, che molti ricorderanno a Matera con la maglia del Trapani, giocatore che ha segnato anche all'Inter in Team Cup in questo inverno. Un altro nome che è uscito ieri sera, quello di Giuseppe Torromino, un attaccante di categoria, un colosso molto fisico, adatto al 3-4-3 di mister Auteri. L'altra punta è di Carmine, però sembra essere destinato a squadre di Serie B. Su di lui in queste ore è piombato fortemente il Cappi. Poi l'altra punta, l'idea che da molte settimane sta fioreggiando in casa biancazzurra, riguarda Gianvito Plasmati, l'attaccante di Matera. Ha buonissime chance di vestire la maglia biancazzurra la prossima stagione. Poi si tratta anche di un esterno, l'esterno Schetter, che è molto legato a mister Auteri, potrebbe essere ufficializzato anche questi a breve. Un altro esterno, la Padula. Poi ci sono altri 2 centrocampisti che il patron biancazzurro dovrebbe chiudere la trattativa. C'è il centrocampista Capellupo che addirittura d'arrivo la sua trattativa, potrebbe essere questione di ore per l'ufficializzazione. Invece per Pedrazzoli sembra che la trattativa si sia rallentata in queste ore. Il Pavia, che è piombato sul giocatore, gli ha offerto un biennale, sembra aver superato anche la concorrenza del Cosenza. Staremo a vedere cosa succederà, però sappiamo Columella, conoscendo Columella, potrebbe a un certo punto avere la meglio su questa trattativa. Invece la lista dei difensori è molto fitta. Sembra addirittura d'arrivo anche il terzino Dotti, che potrebbe rivestire anche il ruolo di centrocampista esterno per il 3-4-3 di mister Auteri. Ci sono altri centrocampisti come Lauro, Murolo, Bassoli e Radi, giocatori di categoria, tutti e 4 hanno giocato in prima divisione, possono fare a caso della difesa 3 biancazzurra. Si tratta di 4 giocatori che hanno abbastanza esperienza, soprattutto Murolo, che viene da un'avventura alla Juve Stabia, lo stesso per Lauro e Bassoli. Bassoli ha giocato nel Sud Tirol in questa stagione, quindi sono tutti quanti giocatori importanti. Nelle prossime ore ci dovremmo attendere altri colpi importanti. Ripeto, il padron Columella sta chiudendo per 2 centrocampisti e 2 difensori e sta per arrivare un grande attaccante. Bene, allora Michele, invece per quanto riguarda tutte le altre società, naturalmente nella Lega Pro unica, quindi ci sono tanti movimenti in casa Savoia, in casa di Juve Stabia, L'Aquila, quindi se ci vuoi fare un po'. In effetti il mercato si può dire che incomincia a decollare, anche per quanto riguarda le probabili avversari del Matera, perché non sapendo ancora i gironi non sappiamo se ufficialmente questi potrebbero essere i nostri avversari. Comunque noi abbiamo spulciato e siamo andati alla ricerca di notizie certe e ufficiali per quanto riguarda queste squadre qui. La Juve Stabia ha già ufficializzato Nicastro come centrocampista e Pacchetti come difensore, mentre la Paganese ha preso Armenise come difensore
e 3 centrocampisti, Gai, Bergamini ed Herrera. Il Savoia è la squadra che nelle ultime ore ha ingaggiato numericamente più giocatori, ha preso Di Nunzio, Rinaldi, Cremaschi, Sirigu, Tuniz e Varruschi, scusa, come difensore. Mentre per i centrocampisti ha preso Meduri, Pompilio, Meduri come centrocampista e Pompilio e Santorso, l'attaccante. Mentre l'Aquila ha preso Perfettini come centrocampista e il portiere Zandrini. Il Barletta ha preso Donnarumma e Stendhal come difensore. L'Ischia ha preso Cruz, il Melfi ha preso l'attaccante. Sì, l'attaccante ha preso Cruz come un attaccante, mentre il Melfi ha preso Fella, una vecchia conoscenza del Matera, giocava nel Brindisi come attaccante. E la Salernitana ha preso un difensore, Lanzato. Queste sono le ultimissime ufficialità per quanto riguarda le nostre prossime avversarie del campionato. Roberto, quindi tu sei molto in fermento per quanto riguarda invece su tuttomatera.com, quindi tutti i tifosi aspettano con ansia l'ufficialità di altri calciatori. Sono sicuro che il patron Columella metterà a segno, quindi perché il mister Auteri è così ottimista nella partenza del ritiro, quindi vuol dire che già sa i programmi della società e quindi il patron dovrà accontentarlo per le richieste che il mister ha fatto. Quindi per quanto riguarda poi il mercato, il punto finale appunto di questo mercato Matera. Sì, attivissimo il Lecce in queste ore, quasi fatta per il portiere Caglioni, il centrocampista alla Camera che si è svincolato proprio ieri dal Padova, che è fallito. Stretta finale tra Foggia e Savoia sul terzino Montenegro. Il Catanzaro ha ufficializzato il portiere, ha ufficializzato il centrocampista Barraco. Che più, la Juve Stabia è vicinissima alla punta Gomez, invece il Messina è piombato sul centrocampista Nigro ex Ischia. Bene, quindi questi sono i colpi, diciamo, per quanto riguarda il mercoledì 16 luglio, poi per quanto riguarda il ritiro di Castel di Sangro, quindi abbiamo un punto di riferimento per quanto riguarda. Vedremo di capire la situazione nelle prossime ore. Il fermento sta per partire anche il sito ufficiale materacalcio.it, attivissimo nelle prossime ore, quindi la situazione è tutta in evoluzione. Vedremo nelle prossime ore gli aggiornamenti da Castel di Sangro, dal Fedele, dove la squadra si è radunata quest'oggi. Bene, Michele, per concludere c'è qualcosa noi, che è in riserva? No, in riserva. Noi stiamo comunque pensando di fare una capatina per quanto riguarda Castel di Sangro. Volevamo fare una sorpresa ai nostri amici tifosi per proprio le ultime dal campo, cioè andare proprio a scoprire di persona chi sono i nuovi calciatori che indosseranno la maglia bianca-azzurra. Lo possiamo fare tranquillamente, quindi mi puoi trovare al tuo fianco, quindi possiamo anche andare e fare una panoramica anche delle foto per far vedere. Certo, questo lo stiamo programmando e probabilmente la prossima settimana, la settimana che andrà, incominceranno i lavori veri al raduno del Matera, vedrà anche una delegazione di radio tifo che starà insieme alla squadra. Bene, siamo giunti alla conclusione. Ringrazio Roberto Chito di tuttomatera.com, Grazie a te. Michele Cinnella per quanto riguarda il Matera Club, quindi io lo devo spendere un secondo, quindi il presidente di questo Matera Club è Michele Cinnella. Sì, è Michele Cinnella. Quindi lo devi anche dire che tu sei il presidente di questa. Bene amici, ci risentiamo e ci rivediamo venerdì prossimo. Una buona serata a tutti, ciao!